Gavoi è un paese di circa 2800 abitanti, si trova incastonato in una bellissima cornice ambientale. Da 19 anni ormai, data a cui risale la prima edizione di Ospitalità nel cuore della Barbagia, diciamo che si è avuto sempre un grande successo di pubblico. Moltissime le persone si recano qui a Gavoi convinte di trascorrere un fine settimana piacevole, di poter gustare non soltanto i nostri prodotti, ma di poter ammirare anche il nostro centro storico, un centro storico accogliente come la popolazione di questo piccolo paese di montagna. Allora, Gavoi è una comunità molto viva, c'è molto fermento sotto più punti di vista. Una comunità molto aperta, una comunità curiosa di vedere quel che viene da fuori e soprattutto una comunità ospitale. Il fiore saldo è un po' il prodotto principe di questa manifestazione. Da qualche anno a questa parte, in una ottica un po' innovativa se vogliamo, si è voluto coniugare la nostra caratteristica identitaria anche con quella qualcosa che ci appartiene, a cui facevo riferimento prima, e che è appunto l'ospitalità e l'apertura. Tant'è che da 3 anni a questa parte cerchiamo di coniugare i nostri prodotti con le altre eccellenze della Sardegna. Infatti i visitatori potranno degustare non soltanto il fiore saldo e il nostro pane, che è molto buono, accompagnato da vini ed altri prodotti che noi non abbiamo ma che riteniamo possano servire per poter valorizzare quelle che invece sono le nostre tipicità. La ricchezza e la poliedricità, diciamo, della nostra comunità è rappresentata dal costume, soprattutto dal costume femminile. È un costume molto allegro, molto vivace e soprattutto molto ricco, che delizia gli occhi dei visitatori che si soffermano ad ammirarlo. Diciamo che la colonna sonora della vita di Gavoi è rappresentata un po' dal suono insistente e ripetitivo del tumbarino, che rappresenta un po' il nostro segno distintivo assieme agli altri elementi a cui facevo riferimento prima. Il tumbarino è un elemento che compone le nostre orchestrine, composte tra l'altro da Zupipiolo, Zutriangolo e la fisarmonica, sia durante il carnevale sia durante le altre manifestazioni che durante l'anno si svolgono. Un'occasione importantissima e imperdibile per mettere in mostra quelle che sono le nostre produzioni tipiche, la nostra ospitalità è sicuramente Cortes Apertas, che viene inserita nel circuito Aspen delle Cortes in tutta la provincia di Nuoro. È un'occasione importante per i nostri produttori anche da un punto di vista culturale, perché dà la possibilità a tutti i gavoiti di far conoscere a fuori quello che veramente siamo.